E sono 26, mi viene da sorridere perché pensare che c'eravamo già alla prima, sono passati tanti anni, la 26esima edizione del Trofeo Lago di Baraz con Paolo Podi, Arcieri Torres, Sassari. Cosa possiamo dirvi se non complimenti? È una grande soddisfazione arrivare alla 26esima edizione. Un magro consolazione invece perché sono passati 26 anni, ma l'importante è essere qua in un posto stupendo che ci ha dato tante emozioni in tutti questi anni, con gli europei, con i mondiali, con tutte le edizioni internazionali. È sempre un bellissimo posto, è una bellissima location che merita, secondo me, l'ho detto tante altre volte, merita molta più attenzione dal mondo sportivo per poter svolgere tantissime manifestazioni che si prestano in questo bellissimo parco naturale. In un sodalizio, quello delle Arcieri Torres Sassari, che sta facendo crescere davvero belle realtà, parliamo quindi chiaramente di settore, passami l'espressione, settore giovanile, che però si sta dando da fare non solo nella nostra isola ma anche oltre i confini regionali. Sì, oramai il sodalizio è cresciuto tantissimo, 140 soci, 55 ragazzi nell'attività giovanile, un impianto sportivo che accoglie queste persone dalla mattina alle 8 alla sera alle 8, credo che sia il riconoscimento per un'associazione che in 40 anni di attività ha creato un grande movimento a Sassari, nella provincia, ma in Sardegna. Questo credo che sia un grande onore per tutti noi. Cambio generazionale quindi, ma anche come posso dire, prosecuzione, quello che è il lavoro e sui dettami tecnico-tattici che i vostri istruttori passano proprio alle nuove leve. Abbiamo visto durante questa giornata tanti giovani veramente che si sono impegnati nelle 24 piazzole, che la dice lunga sulla bontà dello sport, intanto nell'area protetta e poi salubre della nostra isola, e soprattutto per quello che si andrà a vivere da qui a poco, perché ci sono sempre degli appuntamenti ancora più importanti che potrebbero vederci protagonisti. Sì, oltretutto questa è una manifestazione che si presta tantissimo, il tiro di campagna che insieme al 3D che viene fatto adesso il 5 di luglio a Badimanna sono tra le manifestazioni all'aria aperta che effettivamente danno una grande opportunità ai giovani e alle famiglie. Non dimentichiamoci che noi lavoriamo molto con i disabili e a ottobre ci sarà il secondo campionato italiano che si svolgerà a Sassari di disabili intellettivo relazionali, una grande festa con un movimento sportivo che cresce tra i giovani, gli anziani e i disabili. Credo che sia un fare sport a 360 gradi a tutto tondo, e questo è il nostro obiettivo per il proseguo dell'attività, con tutti i nuovi dirigenti che stanno dando una mano e ai quali noi stiamo passando il testimone perché possano proseguire questa organizzazione e seguire il movimento per il futuro.